L'ospedale è luogo di cura, ma anche ambito estremamente esposto alla criminalità. Ne sanno qualcosa l'italiano, pregiudicato, e il rumeno, specializzati nell'approfittare della momentanea assenza di degenti, per lo più anziani e dei loro familiari, dalle stanze per appropriarsi di preziosi e di portafogli incustoditi, dove trovavano anche il codice PIN per i prelievi al bancomat. I due residenti a Vicenza, secondo le indagini, avrebbero imperversato nelle strutture sanitarie di Veneto, come Borgo Roma a Verona e a Negrar, sempre nella provincia scaligera, ma anche in Lombardia ed Emilia-Romagna. Una decina i casi accertati per un importo di alcune decine di migliaia di euro. Gli indagati prelevavano il denaro, trasferendolo soprattutto in carte prepagate di grosse catene commerciali o in analoghe card rubate, che venivano utilizzate per gli acquisti più svariati, come tessere di sale cinematografiche, apparecchi elettronici, pasti al ristorante e rifornimento di carburante. A dare la svolta alle indagini, durate un anno, un eccesso di spregiudicatezza. Qua devo dare atto della bravura dei ragazzi della squadra mobile, perché in un'occasione non paghi di comprare le cose effettivamente gratis, hanno attivato una carta fedeltà di un centro commerciale per avere uno sconto ulteriore e per avere il trasporto di un frigorifero gratis a casa. E in quel caso hanno dovuto dare un documento, l'italiano ha dato un documento originale e là è stato l'errore che ci ha permesso di arrivare ad individuarli. Il consiglio è quello di tenere una somma esigua che può servire così alle spese di prima necessità, al caffè o comunque a comprare le cose con pochi soldi, di evitare di tenere oggetti preziosi perché ovviamente il rischio c'è, perché abbiamo visto che questa coppia ha agito per diverso tempo quasi indisturbata.